Il professor Maurizio Virdis è docente dell'Università di Cagliari e direttore scientifico del corso per i dipendenti in lingua sarda, un corso che è stato definito un po' un aperitivo perché è breve, però tuttavia è condensato per la parte linguistica, per la parte storica, per la parte anche di attualità del dibattito sulla lingua. Professore, questo corso, nonostante sia breve, che utilità per l'università e anche come inizio di un certo percorso? Direi che, come lei ha detto, è proprio quello di cominciare a buttare un seme e diffondere la coscienza dell'importanza della lingua sarda e confrontarsi, sia pure per il momento in modo breve, in modo ancora iniziale, con i problemi concreti e non soltanto con i problemi ideali. Il sardo è bello, la nostra radice, cominciare a scriverlo, cominciare a parlarlo, porsi il problema di un linguaggio settoriale dell'amministrazione. E come è articolato questo corso in maniera breve? Questo corso è articolato in 4 moduli, un modulo di storia della Sardegna, un modulo di lingua sarda pratica, un modulo di linguaggio amministrativo, cioè dell'impiego del sardo come linguaggio amministrativo, e un quarto modulo su problemi linguistici generali della lingua sarda e della Sardegna. Faccio anche lì la domanda che ho fatto al preside, al professor Paulis, su questo dibattito, ma la lingua sarda, ma si dice la nostra è una lingua molto ricca, ci sono molte varianti, il campidanese, il logudorese, ma qual è la lingua giusta e come affrontiamo questo problema, se si può sintetizzare? Una parola, se mi permette la battuta. Intanto io parto sempre dall'idea che bisogna invertire il problema, non cercare una lingua unica, una lingua tetto, una variante tetto sovralocale che ammutolisca le altre, ma trovare una coinè basata, se possibile, su una variante realmente parlata e che venga usata, starei per dire per scopi limitati, ma non voglio dire questo, per scopi anche importanti, che possa essere il segnale di riconoscimento, ma che non ammutolisca le altre varianti e che tutti i sardi siano liberi di parlare nella variante che occorre. Credo che tutti sappiate che la Regione ha quantomeno tentato un esperimento che secondo me va lasciato, gli si deve dare corso sperimentalmente almeno per vedere come continuerà. Ma appunto non bisogna fare gli errori che hanno fatto le altre lingue nazionali, che si sono mangiate le minoranze interne. Tutte le minoranze hanno diritto di cittadinanza. Poi una lingua a tetto deve essere l'autoriconoscimento di tutti e una lingua dell'amministrazione. Professore, un auspicio che anche questa iniziativa contribuisca a quello che ha detto lei inizialmente, ma insieme a molte altre cose che fa l'università. L'università fa poco, può fare di più per la lingua sarda. Che ruolo possiamo dargli ancora più incisivo? Intanto la facoltà a cui appartengo ha dei corsi di laurea, ha istituito dei master in collaborazione con la gemella, insomma con la sorella facoltà di lingue e letterature straniere, cerca di catalizzare attenzioni. Cos'altro può fare a livello didattico? Non lo so, si possono incrementare i corsi, poi non si studia solo lingua, c'è da tempo la storia della Sardegna, abbiamo insegnamenti adesso anche di letteratura sarda. Cosa si può fare? Che anche l'amministrazione delle università, ma visto parliamo almeno di Cagliari, poi i sassaresi vedranno, che anche l'amministrazione contribuisca a dare quel valore simbolico alla lingua sarda. Un'istituzione così importante qual è l'università, diffusione del sapere al massimo livello, un'università che parla anche sardo, credo che faccia bene alla Sardegna, quindi in questo senso il corso è benvenuto. Grazie professore, chiudiamo con questo auspicio.